Sì? Ah, sei tu. Mh, ma che belle parole che mi dici. Sì, tesoro, come vuoi tu. Come? Cercava la vedova Gambardella? No, no, guardi, ha sbagliato numero. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. Il ritorno dell'ora solare è un giorno come un Sanremo di Amadeus. Non finisce mai. Vi abbiamo letto il Macheda del giorno. Compare, lei che è il radioso nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 28 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge. Perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso cominciamo questa bellissima puntata di Aria Fritta con un pezzo del 1975, ringraziando ancora una volta Gianni Macheda per il Macheda del giorno e il compare per il suo intervento. Signore e signori, Carol Douglas, Dr. Sorders del 1975, andiamo. Hi, honey, it's me. I went to see the doctor today. 'Cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So, honey, please, come on home as soon as you can. Doctor's orders say there's only one thing for me, nothing he can do, 'cause only you can cure me. Says in my condition, love's the best physician. He's prescribed a potion full of warmth
Carol Douglas nel 1975 in realtà ripercorse le orme di un pezzo leggendario cantato da Claudia Mori, Buonasera dottore, scritto da un leggendario autore, un vero genio quale Paolo Limiti, che ci manca molto. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi, adesso noi procediamo con la nostra trasmissione. Apriamo la pagina vaticana. Quest'oggi su Libero c'è Antonio Socci che fa alcune valutazioni sul documento di preparazione del Sinodo. Il documento dell'Assemblea Sinodale, pieno di chiacchiere politicamente corrette, parlano di chiesa in ascolto, ma ascoltano soltanto con l'orecchio sinistro. Cosa dice il buon Socci? Scorrendo tutte le 65 pagine del documento viene in mente l'aforisma del grande poeta polacco Stanisław Lech: in principio era il verbo, alla fine le chiacchiere. Sono tutte chiacchiere politicamente corrette. Perfino nel lessico, pure loro scrivono tutti e tutte, parlano di chiesa in ascolto, ma ascoltano solo con l'orecchio sinistro. E poi ammettono, da più parte si registra un calo della partecipazione. Comodo eufemismo per non dire catastrofe, quella del pontificato bergogliano. Si vedono in questo senso i dati dell'ultima indagine del Pew Research Center, che Sandro Magister aveva sintetizzato così: la Chiesa italiana ha il primato mondiale degli abbandoni. Spiegava che questa indagine proprio in Italia registra un crollo senza precedenti dell'appartenenza alla Chiesa cattolica, crollo in questo momento più forte che in qualsiasi altro paese del mondo. Se avessero meditato su questo avrebbero dovuto riconoscere il fallimento di quel pontificato e il loro, che peraltro ha reso la Chiesa italiana oggi totalmente irrilevante. Ma non fanno autocritiche né conversioni, scelgono di perseverare nella stessa strada che ha già portato al baratro. Invece della realtà preferiscono discutere di ruoli nelle diocesi, nelle parrocchie, altre cose clericali, appassionanti quanto una gara di uncinetto. E poi fiumi di sull'accoglienza, la pace, l'ecologia, senza considerare tutti i problemi sociali e di sicurezza dovuti all'immigrazione di massa, né la crescente islamizzazione dell'Europa. Vista questa desolante situazione, ci sono molti cattolici che escogitano piccole forme di resistenza e soppensa al clericamente corretto. Del resto, per essere cattolici bisogna essere anche un po' anticlericali. Crescono, scrive ancora Socci, crescono silenziosamente tra i cattolici tante iniziative di preghiera per la Chiesa nella tempesta, specialmente per quei vescovi ormai dediti a proprie battaglie politiche invece che alla vita spirituale, all'insegnamento della dottrina cattolica, quella del catechismo della Chiesa cattolica, e alla preghiera che il cardinal Parolin ritiene meno efficace per la pace delle manifestazioni pro-PAL. Invece i cattolici che pregano sanno, come scriveva profeticamente Joseph Ratzinger, che il futuro della Chiesa può risiederà in coloro le cui radici sono profonde e vivono nella pienezza pura della loro fede. Non risiederà in coloro che non fanno altro che adattarsi al momento presente. Il futuro della Chiesa, ancora una volta come sempre, verrà rimodellato dai santi, ovvero dagli uomini le cui menti sono più profonde degli slogan del giorno, che vedono più di quello che vedono gli altri, perché la loro vita abbraccia una realtà più ampia. Come non essere d'accordo con una figura immensa come quella di Joseph Aloysius Ratzinger? Poco da aggiungere, abbiamo avuto un pontificato che era schierato evidentemente a sinistra, che ha portato alla ribalta una gerarchia evidentemente di sinistra, gerarchia che però purtroppo non ha ancora finito di fare dei danni per quanto riguarda la diffusione della fede, ma confidiamo che con questo nuovo papato ci sarà una svolta e possibilmente delle nomine più aderenti alle realtà spirituali che non a quelle politiche possibilmente del PD. E adesso direttamente al 1976 Roberta Kelly con Zodiacs. Andiamo. Scorpios, Virgos, Aquarians, all searching for the sign that goes with their own sign of the zodiac.
Oh, Geminis, Librans, Taurians, Pisceans, Arians, Cancerians, they're searching for the sign that goes with their own sign of the zodiac. Of the zodiac. Of the zodiac. Mercury, Mars, Jupiter and Venus, Pluto, Saturn, Neptune, Uranus, power from the planets of our own sign of the zodiac. Of the zodiac. Of the zodiac. Oh, Geminis, Librans, Taurians, Pisceans, Arians, Cancerians, they're searching for the sign that goes with their own sign of the zodiac. Buonasera dal GR di Aria Fritta. Quest'oggi in Giappone Sanae Takaichi, la premier giapponese, ha ricevuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ci colleghiamo con il Palazzo dell'Imperatore per i discorsi di introduzione. A voi la linea. Onorevole Paese di Giappone, accoglie con rispetto presidente Donald Trump, di cui apprezza coraggio e decisione. Donald, battesi quattrossa. Ma lo sai che sei simpatico, ti vedi che ballavi là a Malesia, gli stiamo travassando, bravo, mi raccomando, però con noi pulito, mi raccomando, perché lo sai che c'è quello là, a Monte Defendi, sì, lo sa, mi raccomando. Niente, ci voleva anche questo intervento della premier giapponese Sanae Takaichi. D'altronde Donald t'ha visto ballare, insomma, ha detto: ma quel bell'uomo che balla chi è? Non poteva che essere lui, The Donald, signore e signori. Va bene, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Aria Fritta, Antonino Danna al microfono con voi. Adesso andiamo su Vatican News, perché sapete che Re Carlo III è stato a pregare insieme con Papa Leone XIV, non succedeva da 500 anni, e se permettete anche qui c'è un richiamo al nome di Leone, in questo caso Leone XIII. Perché? Perché molti hanno visto un riavvicinamento tra la Chiesa anglicana e quella cattolica. Va detto che negli anni 1890
c'è stato per un periodo l'illusione che, diciamo così, si potesse arrivare alla ricomposizione dello scisma anglicano e gli anglicani quindi potessero rientrare in comunione con la Chiesa Cattolica di Roma. Nel 1896 però una commissione che era stata insediata appunto da Papa Leone XIII stabilì che non c'era più niente da fare, cioè le ordinazioni episcopali e quindi anche quelle sacerdotali nella Chiesa anglicana vennero considerate invalide e di conseguenza sostanzialmente non si poteva fare più nulla. Di più, da quando gli anglicani hanno ammesso al sacerdozio anche le donne, cosa che la Chiesa Cattolica non può assolutamente fare, perché questo è il deposito della fede, quindi appartiene a tutti gli atti e ai fatti che Gesù ha compiuto nell'ambito di ciò che è registrato dalla scrittura, e chiaramente ormai non c'è più la possibilità di una ricomposizione. Tuttavia, nel 2009, la buonanima di Benedetto XVI, che era un gigante della fede, emanò una Costituzione apostolica che si chiamava Anglicanorum Cetibus, che sostanzialmente dava la possibilità ai preti sposati, perché tra gli anglicani ci si può sposare, che si convertivano al cattolicesimo, di poter entrare nella Chiesa Cattolica. Allora io mi guardo e dico, ma perché non fare un'eparchia, cioè un'apposita porzione di popolo di Dio, un po' come sono i sacerdoti orientali, quelli di rito orientale che ci sono in Calabria e Sicilia, che sono sposati e con figli da 2000 anni e nessuno si sente male. Ecco, se ne fa una proprio per gli anglicani e chi vuole transita dall'anglicanesimo, si converte al cattolicesimo, anche perché la particolarità è che in Inghilterra ultimamente in molti stanno di passare alla religione cattolica e sapete che tra i convertiti più famosi ce n'è uno che è addirittura primo ministro. Mai questo primo ministro, niente meno che Tony Blair, il quale, terminato il suo mandato a Downing Street, ha deciso di convertirsi. Quindi questo potrebbe essere molto interessante. Vatican News intervista padre Martin Brown, ufficiale, cioè un funzionario del Dicastero per la promozione dell'unità dei detto, insomma, la visita del re conferma la vicinanza tra le chiese cattolica e anglicana. Certo, un conto è la vicinanza, un conto è la simpatia, ma da qua a ricomporre lo scima, ladies and gentlemen, ne vuole e come. A proposito, Zodiacs di Roberta Kelly è del 77, non 76, bisogna essere precisi. E adesso L'amore non è blu di Gian Tercole, 2000. Tu come me, io come te, in fin dei conti stiamo bene insieme, ma troppe volte siamo andati giù e abbiamo detto questo non va più. Io come te, tu come me, per ogni cosa abbiamo litigato e poi ci siamo lasciati andare su, credendo che l'amore fosse blu. L'amore non è blu, è qualche cosa in più e non è dolce come dice la TV. L'amore è complice d'un sogno semplice, basta capirsi ed incontrarsi un po' di più. L'amore non è blu, ma lo colori tu. E che colori se ti senti giù? Un bacio, una carezza, andiamo su. Ed era Gino Santercole con L'amore non è blu. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Aria Fritta. Antonino Danna
al microfono con voi e adesso, signore e signori, è giunto il momento più atteso della settimana, il Premio Banana. Radio Libertà presenta il Premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babbea di tutta la settimana. Banana, 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 banana. Oh, e come ogni martedì è giunto il momento del Premio Banana qui ad Aria Fritta, realizzato in collaborazione con la Gatta Sociale. E allora, questa settimana ne abbiamo due davvero da leccarsi i baffi e le orecchie, come direbbe Ezio Greggio. E allora, signore e signori, al secondo posto... Da Today.it, i vandali che costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria, la bizzarra opera d'arte realizzata in via del Torraccio a Roma. Il caso denunciato dalla lista civica Le Torri e dal Codacons è pericolosa. In caso di caduta su strada le conseguenze sarebbero drammatiche. Ebbene sì, qualcuno, diciamo così, ha fatto una piramide con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato della zona, comparsa al centro di una rotatoria a Villa Verde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla lista civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria è pericolosa. In caso di caduta sulla strada di questi carrelli, le conseguenze sarebbero drammatiche. Complimenti agli idioti che hanno fatto questa cosa. Adesso al primo posto... Gioca con noi niente poco di meno che il concorso di Miss Mondo. Eccoci qua. Isamar Herrera si è fatta avanti credendo che il conduttore l'avesse nominata tra le finaliste del Miss Grand International 2025. Invece ad essere stata selezionata era la rappresentante del Paraguay. Da Today.it, no, non è Miss Mondo. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grand International 2025, concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok, in Thailandia. Isamar Herrera, rappresentante di Panama, è salita sul palco, convinta che il suo nome fosse stato appena annunciato tra le 20 finaliste del concorso. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico, prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama, ma Paraguay, facendo quindi riferimento a un'altra partecipante, Cecilia Romero. Parapparapapà, il resto lo sai. Va bene, abbiamo finito per questa sera, ci ritroviamo tra 168 ore, grazie per essere stati con noi. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci salutiamo con Andy Luotto e Silvia Nicchiarico, buon del 1979. Grazie per essere stati con noi. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.